Allora, direi di partire per questa conferenza sulla sovranità europea e le minoranze linguistiche. Abbiamo molti ospiti, anche internazionali, diciamo, collegati dalla Catalogna e dalla comunità autonoma di Valencia, ma prima di tutto ci teniamo a dare la parola al padrone di casa, al nostro sindaco Pietro Fontanini. Grazie Avvocato Cigolin. E un saluto a tutti voi altri, benvenuti dal Salone del Popolo, dal Comune di Udine, per chi sta convinto, perché di minoranze linguistiche e in particolare fa un po' il ponte di situazione a livello europeo, perché lo sentite un po' sia i valenciani che i catalani. Io mi permetto già di salutare a me Aurelio Gebi, che è stato più volte chi citate di Udine in questi Friuli. Io sono molto contento di sentire un attimo perché io credo che sia uno dei testimoni più importanti che il mondo ha fatto e sta facendo tante proprio per le minoranze linguistiche. Non possiamo dimenticare quello che è successo a Barcellona, in Catalogna, un paio di anni fa. È stata una cosa vergognosa, penso, per le istituzioni statali nei confronti delle minoranze linguistiche che storicamente vivono su determinati territori, tra cui quella catalana, che è una delle più numerose in Europa, minoranza senza Stato, come siamo noi friulani, come sono tante altre minoranze che vivono all'interno di un altro Stato e che hanno più o meno delle tutele importanti. Anche i catalani ce l'hanno, anche noi friulani, c'è la legge, c'è l'articolo 6 della Costituzione, c'è la legge 482 che dà delle tutele a noi friulani, tutele che non sono ancora completamente compiute. Una in particolare è quella dell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, che è molto debole ancora, e anche quella che riguarda l'uso della lingua nei mass media e all'interno delle istituzioni. Quindi sono questioni ancora da completare, da dare una normativa più completa e soprattutto un'attuazione da parte di queste realtà per dare forza a una lingua, a una cultura, a un popolo che rischiano di venire meno per le nuove generazioni che non sono usate a usare queste lingue. Quindi io sono contento che il professor Cigolin nos sburti sempre affrontare queste questioni. Sappiamo che sono altre istituzioni che partono l'identità delle lingue friulane, la filologica che è citata di Udine, il teatro stabile in lingue friulane per dire un'altra istituzione importante, e dopo la nostra regione che gestisce soprattutto i finanziamenti a pro di queste realtà. Quindi noi come comune infatti chiarte dall'impegno per quel che riguarda l'attuazione delle lingue friulane, cioè quindi perdendo neanche a vonde, però io lo di subito non sono a vonde contento, ma che io al mio assessore ci conosco, mi dà una mano, perché ho cercato insomma di smontare queste nesti sei friulane anche all'interno delle istituzioni del Comune di Udine. Quindi mi fermo qui perché non vi do di fare dei saluti, non avete detto le relazioni e le altre robe. E quindi passo la parola al professore. Lasciamo lì e prende la parola adesso. Grazie Silic. Prende la parola, vi dovete avvicendare come posto, e prende la parola il Presidente del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pietro Mauro Zanin. E sono comunque sempre degli amici che ci hanno sempre sostenuto in tutte le attività dedicate alle minoranze linguistiche nell'ambito europeo e diciamo per riconoscimento dei diritti della lingua friulana e anche delle altre minoranze linguistiche che sono rappresentate e presenti nel territorio della regione. Grazie per l'invito al professor Guglielmo Cigolin, posso dire un motore
la riflessione geopolitica locale, devo dire, no? Quindi il global, no? Come anche da locale si può intercettare interessi globali. Quindi ti ringrazio dell'invito, saluto gli ospiti, i ragazzi che vedo qui, il sindaco di Udine, l'assessore Cigolotto. Un particolare saluto ai già consiglieri regionali Angelo Compagnon e Bojan Brezgar, che tra l'altro poi terrà una relazione, che sono stati consiglieri regionali qualche anno fa. Io credo che mi piace fare questa riflessione, che poi lascio un po' a tutti voi. Noi stiamo venendo da una serie di situazioni, sicuramente di carattere globale, come la pandemia e poi adesso la guerra, che ci devono far fare alcune domande, perché rappresentano di fatto, dal mio punto di vista, una frattura tra un prima e un dopo. Cioè, il prima era un mondo che avevamo spinto verso una globalizzazione sfrenata. Immaginavamo che attraverso questa globalizzazione si evitassero poi conflitti, ci fosse in qualche modo una sorta di pace globale, di convivenza, anche di una relazione indistinta tra i popoli. Cioè, c'era un mondo che si sta andando a indirizzare velocemente tra diciamo così, una serie di persone che a livello globale, penso alle multinazionali che oggi fatturano più di alcuni stati, e poi un mondo globale di consumatori che era il mercato verso cui queste grandi multinazionali si rivolgevano. Non è che questo schema sia saltato, c'è ancora. Ecco, rispetto a questo però poi abbiamo scoperto, penso dalla pandemia, che ci siamo rinchiusi, la necessità di avere delle filiere autonome all'interno dei territori economiche, altrimenti il gas, pensiamo russo adesso con la guerra, ma pensiamo alle mascherine quando c'era bisogno e le facevano solo in Cina, con i trasporti e i collegamenti che venivano limitati, perché nella prima immagine la globalizzazione era favorita dalla velocità dei trasporti, dello spostamento, l'aereo, cioè sembrava che tutti potessero andare dappertutto, le vacanze, andavamo a fare tutti cioè c'era questo mito. Ecco, la pandemia ci ha fatto riscoprire da una parte limitati, nel senso chiusi a casa nostra, adesso la guerra anche ci ha fatto scoprire che non siamo poi così autonomi, ma la globalizzazione prevede poi una interdipendenza che ci fa meno liberi, indubbiamente, perché dico, insomma, non possiamo poi essere padroni completamente se dipendiamo da qualcun altro. Ecco, allora rispetto a questa riflessione, insomma, che sta sul campo, allora l'identità, la lingua, la comunità hanno un valore nuovo, possono avere un valore nuovo? Io credo di sì. Cioè, io credo che rispetto al modello dell'Europa degli Stati, debolissimo, si pensa di mettere le sanzioni al gas russo, perché insomma, non si può finanziare la guerra, dicono in molti, lo Stato tedesco dice no, perché porre le sanzioni al gas russo vuol dire accettare l'azzeramento del PIL di quello Stato, perché poi senza energia non si fa produzione, loro pensano al loro interesse, poi dopo la guerra viene in secondo, i civili morti forse vengono in secondo piano rispetto alla valutazione che lo Stato Germania dà sull'interruzione del gas russo, e tanto che dicono di no. Questo vale per anche per altri stati, per altri argomenti, per altre ragioni, cioè nel senso che c'è all'interno di questa Europa una debolezza che è l'egoismo degli stati nazionali. Ecco, rispetto a questo egoismo, che comunque fa sì che anche il singolo Stato, si chiami Germania, si chiami Italia, e in questa organizzazione geopolitica globale, impossibilitato a confrontarsi con le grandi potenze, Stati Uniti, Russia, Cina, India, cioè l'Italia va lì e li ridono in faccia, la Germania poco più, l'Europa non ha l'interlocuzione per poter sedersi al tavolo con questi, allora forse va immaginata una nuova Europa, cioè quindi un'Europa che sia sganciata dal patto atlantista. Dico questo perché? Perché ritengo, io sono un atlantista, sono un occidentale, ma la funzione della NATO, nata al tempo dei blocchi sovietico e del blocco occidentale, forse non ha più l'attualità che aveva 30, 40, 50 anni fa. Allora sulla NATO una riflessione va fatta, anche perché la NATO di fatto è un elemento
di difficoltà la costruzione di una politica estera comune in Europa, di un esercito di difesa europeo, perché la NATO chiaramente vedrebbe questo come un competitore rispetto alle funzioni che ha, e questo fa ulteriormente debole, voglio dire, la nostra Europa. Allora, da dove si può ripartire? Io credo che si possa ripartire proprio da quegli stati, come c'è scritto qua, che rappresentano delle minoranze, cioè organizzare, visto che lo Stato italiano composito ha questa difficoltà e l'Europa composita ha questa difficoltà, forse dobbiamo immaginare un'Europa non più delle nazioni, ma degli stati identitari, delle comunità, le chiamo io, nel quale c'è, voglio dire, una stretta correlazione tra storia, identità, lingua, coesione, e anche, voglio dire, ci può essere una voce comune nel confrontarsi con altre comunità che hanno lingua, Stato, hanno lingua, comunità, sistema economico coerenti, perché sarebbe un confronto tra pari, e se questo mosaico a livello europeo di comunità locali legate alla lingua, alle minoranze, si possa in qualche modo organizzare, credo che insomma non ci sarà più quell'egoismo dello Stato che fa dire alla Germania continuiamo ad avere il gas russo perché ci serve, perché ci servono alcune comunità che troverebbero degli equilibri diversi rispetto all'interesse di una nazione sola, così come le conosciamo oggi. Quindi secondo me da questa frattura segnata dalla pandemia e dalla guerra può aprirsi, se ci sono menti, voglio dire, libere, perché questo può nascere solo dalla libertà dell'individuo e non ci sono limitazioni economiche, penso alle multinazionali che invece ci vogliono tutti asserviti consumatori all'interesse della massimizzazione del profitto che loro perseguono legittimamente, e credo che ci possa essere, voglio dire, ecco, un buon campo di approfondimento e anche un futuro per elaborare dottrine politiche nuove, voglio dire, che partono proprio dall'esaltazione della minoranza. E quindi penso che tu hai accentrato, credo, insomma, hai centrato just in time, direbbero gli americani oppure i giapponesi, un argomento che credo che sia un argomento sul quale nei prossimi mesi, nei prossimi settimane, nei prossimi anni dovremo confrontarci se vogliamo recuperare una parte della nostra dignità e libertà come piccolo popolo friulano. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie infinite al Presidente del Consiglio regionale Zanin, che ha ricordato come queste tematiche siano di attualità e siano centrali, ma noi ricordiamo che il lavoro che svolge come Presidente del Consiglio regionale di una comunità, di una regione autonoma come la nostra, è strettamente collegato allo Statuto speciale e alle lingue, perché il motivo principale per il riconoscimento dell'autonomia speciale è quello della speciale collocazione geopolitica e delle lingue, quindi sono due argomenti centrali. E adesso devo chiamare un collega, il professor Claudio Cressati, e poi direi già anche al primo relatore, poi Ambreziger, di venirsi a sedere in modo che è pronto per avvicendarsi al tavolo dei relatori, e il professor Claudio Cressati ci porta i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, oltre al fatto che essendo un membro del Dipartimento di Scienze Giuridiche diciamo, si occupa di questo tema, cioè del riconoscimento delle identità culturali in prima linea, guidando anche un progetto di approfondimento del nostro Dipartimento e anche un master molto importante. Grazie, buongiorno, buondì, dober dan, guten Tag. Mi fa veramente piacere essere qui questo pomeriggio a portare il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della sua direttrice, la professoressa Elena D'Orlando, anche lei molto sensibile a queste tematiche, ma che ha contemporaneamente un altro impegno istituzionale e mi ha chiesto come suo vicario di sostituirlo. Mi ha fatto, ripeto, molto piacere poterlo fare, perché il tema che oggi affronteremo, o meglio i temi che oggi affronteremo, che saranno affrontati, sono tutti temi che mi hanno visto
attento osservatore e anche modestamente un po' contributore dal punto di vista scientifico e anche dell'attività didattica. Perché parlare di sovranità europea e minoranze linguistiche in un contesto come quello di queste settimane, di questi giorni, naturalmente, come ricordava adesso il Presidente Zanin, ha un significato particolare. Viviamo un momento di estrema gravità e di estrema rilevanza nel nostro continente. E questo ci porta, a mio avviso, ad affrontare questi temi con un'urgenza e una consapevolezza nuova. Il mio indirizzo di saluto, e non voglio fare certo una relazione, e voglio attirare la vostra attenzione su alcuni pochi elementi. Innanzitutto il fatto che minoranze linguistiche è un termine che evoca il fatto che in un certo contesto geografico esistono delle maggioranze e delle minoranze, e cioè ci porta direttamente alla situazione per cui l'Europa è articolata per lo più in stati nazionali. Cioè stati che hanno una popolazione che parliamo della lingua, una certa lingua, maggioritariamente dal punto di vista numerico, e che poi tutti praticamente hanno al loro interno delle minoranze linguistiche, cioè parti di popolazione che parlano altre lingue. Possono essere minoranze autoctone, tra virgolette, cioè che vivono in un certo territorio da molto tempo, oppure che sono venute più recentemente a vivere in questo territorio. È chiaro che il rapporto tra maggioranza e minoranza, o minoranze, è un rapporto che pone una serie di criticità. Lo ha sempre posto, in particolare da quando appunto la forma dello Stato nazionale è diventata, se non unica, senz'altro egemonica in Europa. Da questo punto di vista il processo di integrazione europeo è un processo che, se portato a conclusione, cambia radicalmente o può cambiare radicalmente i termini della questione, perché in Europa tutti siamo minoranze. A livello europeo non ci sono nazionalità o lingue che abbiano una dimensione maggioritaria e di conseguenza la sovranità europea non può avere una sua base di tipo linguistico o nazionale, ma deve essere articolata in un modo diverso. Deve essere articolata sulla base di valori, di interessi e di un progetto che lega assieme popolazioni di lingue diverse, di religioni diverse, che però hanno una identità comune ed hanno un futuro, un progetto di futuro in comune. Ecco che la sovranità europea di cui sentiamo parlare, anche magari per evocarne la mancanza, è una sovranità europea che può essere costruita sulla base della pluralità, non dell'affermazione di un'identità maggioritaria rispetto ad altre minoritarie, ma rispetto, come dicevo, ad un pluralismo in cui le identità non sono uniche, ma sono multilivello, perché in realtà abbiamo tutti una identità plurima, come singoli individui, come appartenenti a un nucleo familiare, come appartenenti a una città, a un paese, a un villaggio, ad una regione, ad uno Stato, ad un'Europa.
E di conseguenza ci fa pensare immediatamente come questo fatto, quello dell'appartenenza, non sia unico, non sia esclusivo, ma sia invece plurale. E però perché la sovranità europea possa offrire queste opportunità è importante fare, a mio avviso, o far fare all'Europa, all'Unione Europea, un salto di qualità. Tocchiamo con mano, lo abbiamo fatto con la pandemia, lo facciamo oggi con la guerra in Ucraina, il fatto che l'Unione Europea abbia un'architettura imperfetta. Veniva evocato adesso il tema dell'autonomia energetica e del fatto che ogni Stato, è stato ricordato il caso della Germania, ma in realtà molti altri Stati si nascondono dietro le perplessità o il rifiuto tedesco, perché le decisioni in Europa vengono assunte da 27 capi di Stato e di governo che rispondono a elettorati, a equilibri politici nazionali, che anche quando comprendono che le esigenze del momento richiedono una risposta congiunta, devono sempre far conto con gli interessi dei singoli sistemi nazionali. E di conseguenza le decisioni vengono prese con fatica, con la tempistica che conosciamo. È un po' come se a livello di Stati Uniti d'America le decisioni fondamentali di carattere politico, di carattere economico, commerciale e monetario venissero assunte da periodiche riunioni a Washington dei 50 governatori degli Stati americani. Sarebbero ancora più lenti di quanto siamo in Europa. Perché? Perché non accade questo? Perché gli Stati Uniti d'America sono uno Stato federale, sono una federazione e d'altro canto l'Unione Europea non è una federazione. Ecco, se noi avremo la capacità, innanzitutto come cittadini europei, di avere quell'obiettivo, cioè la creazione di una sovranità europea naturalmente democratica che risponda ai cittadini europei delle proprie scelte, potremo far compiere alla nostra Europa un passo in avanti e anche, a mio avviso, lo potremo far compiere alle diverse lingue di cui l'Europa è composta, non solo le lingue ufficiali, che sono le lingue degli Stati nazionali, ma anche le lingue cosiddette minoritarie, che come sappiamo sono diffuse in Europa, almeno 50 milioni di cittadini europei parlano lingue minoritarie. E in un'Europa federale il friulano sarà una lingua minoritaria, l'italiano sarà una lingua minoritaria, il tedesco sarà una lingua minoritaria. Forse dovremmo affrontare, o avremmo dovuto farlo in passato, il problema dell'identificazione di un codice linguistico comune, non si è voluto fare, usiamo una lingua terza, perché ormai l'inglese è una lingua esterna all'Unione Europea, ma quello sarà un codice, qualunque esso sia, l'inglese o altro, un codice linguistico in cui tutte le minoranze d'Europa, ripeto, tedesca, francese, italiana in primis, potranno discutere interessi, valori, obiettivi comuni. Da questo punto di vista unire il tema dell'Europa a quello delle minoranze mi è sembrato particolarmente significativo, anche perché, qui chiudo, sappiamo benissimo come il tema delle minoranze possa essere utilizzato, lo sia sempre stato, strumentalmente ai fini politici degli Stati. Pensate al caso appunto che viviamo oggi, in queste settimane, che magari molti non conoscevano, la presenza di una minoranza russa in Ucraina, la presenza meno nota di una minoranza ucraina
in Russia, naturalmente, perché quei territori, come tanti altri in Europa, sono misti dal punto di vista linguistico. Quando il dato della minoranza non è ricompreso appunto in una prospettiva europea, ecco che viene ed è stato storicamente strumentalizzato con i risultati che oggi vediamo in quei territori, ma dobbiamo sempre ricordarci che per decenni e per secoli li abbiamo visti anche qui da noi. Perciò una prospettiva europea, di sovranità europea, come scrive Cevolin nel titolo di questo incontro, a mio avviso può essere un contributo effettivo a non negare la minoranza, ma a farci rendere conto, ripeto, che tutti siamo minoranza. Grazie e buon lavoro. Grazie infinito. Intanto chiedo a Bojan Brejzigar di venire qui. Il tema della sovranità europea è imposto da Macron-Draghi Financial Times. Gli avanzamenti che adesso ci sono sull'integrazione europea, addirittura per la difesa, il ricompattamento in politica estera, tra virgolette, almeno momentaneo, ma insomma, pongono all'ordine del giorno dei temi che, diciamo, Bojan Brejzigar ha affrontato nel suo libro I giorni della Catalogna, oppure che ha vissuto come braccio destro di Rupel al momento in cui la Slovenia ha avuto il riconoscimento dell'indipendenza. Quindi non sono fantasie, diciamo, accadono. Ovviamente quando passa il treno bisogna prenderlo, come sempre ci insegna Bojan. Lo scuso già perché dovrà poi scappare per ragioni di impegni importanti di oggi e di domani, anche e soprattutto dove deve partire per un importante viaggio all'estero. E quindi do subito la parola a Bojan Brejzigar, che è stato anche il direttore per tanti anni del Primorsky, del quotidiano nella nostra regione della minoranza slovena. A te, Bojan. Buonasera, grazie per l'invito, signor Sindaco, signori. Tanti stimoli ho avuto da questi primi interventi, devo dire, penso a chi, signor Presidente del Consiglio, penso che devo aggiungere due o tre cosine. Io ricordo ai tempi in cui ero il Consiglio regionale, c'era una delegazione della Slovenia, allora Repubblica Socialista di Slovenia, che è venuta in Consiglio regionale, e avevamo naturalmente l'interprete perché loro parlavano in lingua slovena. Allora io ho preso la parola, ho cominciato a parlare in lingua slovena e il Presidente del Consiglio regionale mi ha interrotto bruscamente dicendo che solo gli ospiti potevano parlare in sloveno, anche se c'era la traduzione simultanea. I tempi sono un po' cambiati. Io non frequento molto spesso il palazzo della regione, a volte passo per salutare qualche amico che ancora fa parte o del Consiglio regionale o degli uffici. E noto con piacere che si può parlare sloveno, si può parlare friulano. A volte, qualche anno fa, mi è successo che sono stato un po' dispiaciuto perché non sempre tutti che potrebbero farlo parlano in friulano in Consiglio regionale, poi magari tra loro discutono in friulano in bar, ma ecco, il friulano è una lingua come tutte le altre e io penso che dovremmo tutti i cittadini di questa regione fare uno sforzo notevole per dare a questa lingua pari dignità in tutti gli ambiti, a tutti i livelli. Mi spiace il fatto della scuola, ma l'ha accennata il sindaco di Udine, purtroppo lì c'è stata una sentenza brutta della Corte Costituzionale che ha limitato di fatto l'obbligo del friulano nelle scuole come materia, dicendo che la legge 482 è una legge che
stabilisce i principi e i principi non possono essere superati. Una sentenza secondo me discutibile, forse è passato il tempo, forse la Regione potrebbe riprovare come si dice, aggiornare la famosa legge che è ormai di 12 anni fa, di fare un ulteriore passo in questo senso. Questo come un primo spunto. Il secondo spunto invece riguarda la sovranità europea. Io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il professor Cressati. Devo però aggiungere che purtroppo non credo un'Europa federale sia oggi possibile. Non credo che alcuni stati, Francia, Germania soprattutto, sarebbero disposti a rinunciare alla propria sovranità per darla a un organismo di cui si sa poco, a un Parlamento europeo che viene eletto come viene eletto, e che significa che perderebbero i presidenti dei governi o degli stati, perderebbero il potere che oggi hanno, soprattutto il potere di veto. E questa è una cosa che ci riguarda da vicino. È stato fatto cenno al problema delle minoranze in Ucraina e in Russia. E io voglio qui ricordare che tutto l'anno scorso il relatore speciale delle Nazioni Unite per le minoranze, Fernand de Varenne, un personaggio molto importante, uno dei maggiori conoscitori dei problemi delle minoranze al mondo, lui è canadese, ha insegnato in una decina di università in giro per il mondo, che vanno dall'Australia alla Thailandia, al Sudafrica e in 5-6 stati europei. Ha dedicato tutto l'anno del proprio lavoro al problema dei conflitti negli stati o tra gli stati nei quali sono coinvolte le minoranze. E vi dico solo una conclusione: oltre 2/3 di tutti i conflitti che sono oggi nel mondo sono dovuti a problemi legati alle minoranze. Ed è questo anche il caso dell'attuale conflitto in Ucraina, e chi vorrebbe rendersi conto della situazione basta che vada a guardare la pagina web del Consiglio d'Europa, quella relativa alla Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali, dove rispetto alla paginetta che riguarda l'Italia, alla mezza paginetta che riguarda qualche altro stato tipo la Danimarca o la Finlandia, ci sono ben 3 o 4 pagine di commenti, di critiche, sia per quanto riguarda l'Ucraina sia per quanto riguarda la Russia. Quindi questi stati hanno fallito, hanno firmato un documento senza poi applicarlo, e questo è uno dei problemi per i quali, non dico per questo è scoppiata la guerra, ma che hanno sicuramente contribuito alla situazione drammatica nella quale ci troviamo. La situazione che accennava l'amico Cevolini, io ho accettato con piacere questo invito, anche se mi trovo in una situazione abbastanza complessa, perché domani vado in Lettonia, dove sono stato invitato a una serie di incontri, una conferenza di 3 giorni più vari incontri su un problema molto specifico, che è il problema dei mass media in lingua russa. Voi forse non sapete, ma in Lettonia il 33% della popolazione è russa, russofona. Non sono tutti pro Putin. Una piccolissima parte di queste persone è a favore di Putin. C'è anche una parlamentare europea che ieri ha votato al Parlamento europeo contro la decisione di nuove sanzioni, assieme a un gruppetto di estrema destra, assieme a un gruppetto di estrema sinistra, c'è questa deputata russa della Lettonia. Però in quello Stato la gente ormai
dopo 30 anni, ha capito che forse uno Stato di 2 milioni di abitanti, dove si è vicini al potere, è come una grande regione in Italia, o come la Slovenia, per esempio, la vita è molto migliore in uno Stato di questo tipo che in uno Stato enorme come la Russia di 250 milioni di abitanti, che poi non è neanche uno Stato democratico. E allora loro stanno cercando di organizzare, di aprire un canale televisivo proprio, perché attualmente hanno oscurato tutti i canali televisivi in lingua russa che venivano naturalmente visti dalla popolazione della Russia. E c'è questo problema che sarà affrontato nei prossimi giorni, dove ci sono parecchie persone che sono state chiamate, tra altri il professor Francesco Palermo, forse qualcuno ne ha sentito parlare, che è uno dei maggiori esperti italiani in materia di minoranze linguistiche, già senatore della Repubblica, attualmente ricercatore all'Accademia Europea di Bolzano. Ecco, questo come commento agli stimoli che ho avuto da tutta questa prima parte. Ora, sovranità europea e minoranze linguistiche. Bisogna prima di tutto vedere che cosa c'è sulle minoranze linguistiche attualmente in Europa. E devo dire che c'è poco o niente. Ci sono i criteri di Copenaghen del 1993. Erano i criteri che riguardavano i nuovi stati per l'accesso, e tra questi criteri c'è il rispetto e la protezione delle minoranze. Però questi erano criteri per l'accesso e valevano in quel momento. Poi uno se ne poteva dimenticare, perché non fanno parte dell'acquis communautaire, quindi della base giuridica dell'Unione Europea. E lì come è stato valutato questo aspetto? È stato valutato se uno Stato ha ratificato o non ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Quindi uno poteva ratificare la Convenzione quadro e poi strafregarsene, come qualcuno ha fatto, però poteva diventare Stato membro dell'Unione Europea. La conseguenza di questo fatto è la seguente. Nell'Unione Europea di prima, di 15-17 che c'erano prima, c'erano due stati che erano espressamente contrari alle minoranze. Uno è la Grecia, che però contava poco. Il secondo è la Francia, che però si limitava a spiegare che altrove si poteva fare quello che si voleva, basta che non si intoccava la Francia. La Francia perché si basava sul principio di eguaglianza dei cittadini e quindi di non accettare nessun tipo di privilegio, così si diceva, per alcuni gruppi di cittadini. E la Francia ancora insiste su questo, infatti la Corte Costituzionale francese sta bocciando tutte le cose che il Parlamento francese da una decina d'anni sta approvando in favore delle minoranze. È una cosa che riguarda la Costituzione della Francia. La Grecia invece ha una situazione politica molto difficile, dove c'è ancora il Trattato di Losanna, che è il trattato del fine della prima guerra mondiale, 1920, che prevedeva la migrazione delle popolazioni greche dalla Turchia e delle popolazioni turche dalla Grecia, accettando però la presenza dei greci a Istanbul e dei turchi in una piccola regione confinaria alla Turchia, però come minoranza musulmana, minoranza religiosa. Quindi loro non si possono dichiarare turchi, devono dichiararsi musulmani. E poi c'è la ciliegina sulla torta che in Grecia c'è una piccola minoranza, alcune migliaia di persone
che si chiamano pomaki, che sono in pratica bulgari, la lingua è slava, la lingua è bulgara, però sono di regione musulmana, e questi pomaki nella scuola, oltre il greco, devono studiare il turco, perché è la lingua dell'Islam, e quindi succedono anche queste cose. Ma tutto sommato l'Europa qualcosa aveva fatto. Poi sono entrati nuovi stati, e dei nuovi stati, 10, soltanto 2 erano favorevoli alla tutela delle minoranze, per 2 motivi diversi. Uno è la Slovenia, che ha la minoranza italiana e la minoranza ungherese, sulle quali esistevano già dei trattati internazionali, quindi loro non hanno mai messo in discussione quello che esisteva prima nell'ex Jugoslavia, le scuole, il giornale, le televisioni, la televisione, la radio, TV Capodistria, Radio Capodistria, eccetera. E l'altro stato è l'Ungheria. L'Ungheria è una situazione invece molto complessa, perché dopo la prima guerra mondiale il territorio dell'Ungheria è stato più che dimezzato e ci sono milioni di ungheresi che vivono negli stati confinanti, 500.000 in Slovacchia, 400.000, 1,5 milioni in Romania, oltre 1 milione mi sembra in Ucraina, e il favore dell'Ungheria al problema delle minoranze era riferito soprattutto alle loro minoranze negli stati confinari e non alle minoranze in Ungheria, che ci sono, ma sono abbastanza piccole. E quindi questa conformazione è cambiata, e tutto a un tratto la metà degli stati dell'Unione Europea sono stati che sono contro la tutela delle minoranze. Questa è la situazione nella quale noi ci troviamo. Poi ci sono stati alcuni documenti molto importanti. C'è la Carta dei diritti fondamentali del 2000, che nell'articolo 21 prevede il divieto di discriminazione anche in base alla lingua, e l'articolo 22 prevede il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. Fa parte dei trattati. C'è un documento importante del Consiglio europeo dell'educazione del 2002, forse qualcuno si ricorda, il 2001 era l'anno europeo delle lingue, e nel 2002 c'è stato un documento del Consiglio europeo dell'educazione, quello dei ministri dell'educazione di tutti gli Stati membri, che diceva testualmente: tutte le lingue europee hanno pari valore e dignità dal punto di vista culturale, quindi una limitazione culturale, ma c'è pari valore e dignità. Poi c'è il Trattato di Lisbona, dove in ultima stesura appare per la prima volta nei trattati la parola minoranze, dove nell'articolo 2 è scritto: l'Unione Europea tutela i diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Qua c'è il doppio trucco. Primo, si tratta di persone appartenenti alle minoranze, quindi i diritti collettivi non sono previsti, ma solo i diritti individuali. Secondo, si parla di minoranze religiose, anche omosessuali sono una minoranza, non solo minoranze linguistiche o minoranze nazionali, e quindi è una formulazione talmente estesa che è una norma estremamente difficile da applicare. E poi c'è nulla. E poi c'è il fatto che, forse avete seguito, ne avete sentito parlare, c'è stata questa proposta delle organizzazioni delle minoranze, sono state raccolte 1.200.000 firme anche in Friuli, il Minority Safe Pack, dove la Commissione ha detto no, non si fa niente perché le norme che abbiamo nell'Unione Europea sono già sufficienti per i problemi che riguardano le minoranze. E adesso la cosa è davanti al Tribunale europeo, alla Corte di Giustizia europea, vediamo come va a finire, però la Commissione ha detto semplicemente no.
Ecco, questa è la situazione attuale, quindi in pratica nulla. Se mi si dice sovranità europea e minoranze linguistiche allo stato attuale, io, caro avvocato Cevolin, Cioè, Macron, Draghi che dicono? sì, io caro avvocato Cevolin dico no grazie, stiamo meglio così. Ecco, perché c'è il rischio che ci dicano di no. che ci tolgono qualcosa di quello che abbiamo già. Che cosa bisognerebbe fare intanto? Io ho qui 3 punti che secondo me andrebbero fatti. Il primo è inserire quei famosi criteri di Copenaghen, di cui dicevo prima, nel Trattato dell'Unione. Quindi obbligando tutti gli Stati a tutelare le minoranze linguistiche. Secondo, prevedere nel trattato la competenza dell'Unione in materia di minoranze linguistiche. Oggi tra le materie non c'è. Oggi di tutto l'aspetto culturale, linguistico, eccetera, l'Unione Europea non ha competenze primarie. Può bandire dei progetti, può pagare dei progetti, può finanziare dei progetti, anche lo fa, ma non può imporre agli Stati nulla. Può imporci, non so, la lunghezza delle zucchine, il mangime per i pesci, e tutte quelle cose che sappiamo, il vino, il DOC, insomma ne parliamo sempre di tutte queste cose, formaggi. Può imporci tante cose, tantissime cose, ma sulle lingue e sulle minoranze non può imporre agli Stati assolutamente nulla. Secondo, terzo punto, dare alla Commissione europea l'incarico di verificare periodicamente quello che succede e di accedere eventualmente al Tribunale di Giustizia per mettere sotto accusa gli Stati che non adempiano. Sono 3 cose abbastanza semplici, abbastanza normali, che nessuno ha proposto e che nessuno pensa di proporre, almeno nessuno Stato pensa di proporre, forse lo proporrà l'Ungheria, ma non credo che Orban sia in questo momento il personaggio più importante nell'Unione Europea, lo dico così un po' eufemisticamente, e quindi siamo in una situazione abbastanza difficile e abbastanza complessa. Dire vogliamo le norme europee, dire vogliamo essere tutelati con le norme europee, eccetera, è una cosa che secondo me in questo momento, almeno a noi in Italia, non ci conviene. A noi ci va benissimo essere tutelati con la legge italiana, con la Costituzione, che è una delle poche istituzioni in Europa che hanno nell'articolo 6 l'obbligo che lo Stato tuteli le minoranze linguistiche. Abbiamo la legge 482 che non è un gioiello, però ci dà delle possibilità. Secondo me andrebbe fatto un piccolo upgrading, ma non correndo il rischio di modificare la legge eccessivamente, perché ci sono sempre i falchi che ritengono che ogni regione ha diritto alla propria lingua, quindi piemontese, veneto, siciliano, calabrese, eccetera, andrebbero tutelati come lingue delle minoranze, e allora siamo allo sfascio. Abbiamo le leggi regionali, abbiamo le regioni, alcune, in primis Friuli Venezia Giulia, ma anche la Sardegna, naturalmente il Trentino Alto Adige, non penso solo all'Alto Adige, ma anche la provincia autonoma di Trento. Piemonte sta facendo delle cose abbastanza buone con gli occitani. Nel sud, soprattutto la Puglia, ha una legislazione che è buona, che è meritevole di tutto rispetto, e io penso che in questo momento, con tutta la sovranità europea, devo dare un dispiacere all'avvocato Cevolin dicendo che forse stiamo meglio così. Grazie. Mi scuso se devo lasciare. No, devi andare.
Bojan Brezzigan perché ha impegni vicini e vicinissimi. Allora, adesso chiediamo alla professoressa Vincenza Tasa di accendere, eccola. Allora facciamo così anche a questo punto. Intanto richiamiamo 2 o 3 temi che sono connessi alla relazione della professoressa Tasa in gamba, e cioè in primo luogo l'aspetto giuridico. Sono stati richiamati degli aspetti giuridici, ma il tema della sovranità, ecco qua, scusate, il tema della sovranità è un tema che comporta quegli avanzamenti nella competenza linguistica europea, per esempio, ma qui non stiamo parlando di sovranità con Macron-Draghi, e addirittura di una prospettiva che va più avanti del riconoscimento delle minoranze linguistiche, cioè stiamo parlando del riconoscimento che in Europa ci sono 50 milioni di persone, dato che l'Europa usa il termine persone che appartengono a minoranze linguistiche nazionali e che con le firme raccolte però non hanno ottenuto niente se non che la Commissione europea gli ha detto che è già tutto a posto, non serve niente. Quindi ecco, diciamo, anche il tema della sovranità forse non è utile, quantomeno anche per evidenziare la contraddizione che c'è. Ma la professoressa Tasa, prima di tutto, è collegata da Valencia, è contitolare della cattedra diritti linguistici, una cattedra all'interno della Facultät de Dret, quindi della facoltà di giurisprudenza, cosa che noi in Friuli per esempio non abbiamo, ecco, tra l'altro, quindi un esempio di civiltà giuridica che c'è nella comunità autonoma di Valencia che noi non abbiamo ancora raggiunto. La professoressa Tasa è la responsabile del progetto Erasmus per la parte di Valencia, tra l'Università di Valencia e l'Università di Udine. Io sono il partner per l'Università di Udine. È membro da molti anni dell'Accademia Valenciana della Lingua, che è un organo statutario, cioè previsto dallo Statuto di Autonomia, quindi è per certi versi molto più avanzato di quello che c'è in Catalogna, che è l'Institut de Studis Catalans, che non ha il riconoscimento nello Statuto di Autonomia della comunità autonoma. Quindi vedete che ci abbeveriamo a un ambito giuridico del quale la professoressa Tasa è all'avanguardia in Spagna e in Europa, con anche un bellissimo libro sull'intelligenza artificiale e le lingue non egemoniche, quindi di un'attualità incredibile. E infine, ed è qui mi taccio e le do la parola, farà una relazione sugli avanzamenti dell'integrazione europea e rallentamenti nella tutela delle lingue non egemoniche, direi in perfetta sintonia con quello che diceva Bojan Brezzigan. Grazie. Buonasera, buonasera. Mille grazie al professor Guglielmo Cegolin per il suo invito a partecipare nella terza edizione del Master in Intelligenza. Devo dire che per me è un piacere condividere una lezione con il giornalista e scrittore Bojan Brezziger e il mio caro Aurelio Tumi, fondatore e presidente di SIENA. Buonasera a tutti, buonasera Pietro Fontanini, sindaco di Udine, dottore Pietro Mauro, presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, e professore Claudio Cresati. Buonasera a tutti. Il titolo della mia lezione è un titolo ambizioso. Non so se riuscirò a concentrare tutto quello che voglio dire nel tempo stabilito, ma ci proverò. Durante la recente presidenza francese dell'Unione, e più specificamente al Consiglio dell'Unione lo scorso febbraio,
il presidente Emmanuel Macron ha insistito ancora una volta sulla necessità di una profonda riforma delle istituzioni e delle politiche dell'Unione. La sua attuale proposta è una continuazione delle iniziative proposte dalla Francia dal 2017 e approfondite negli ultimi anni del lavoro della Commissione europea. La proposta di Macron solleva la necessità di aumentare la capacità geopolitica dell'Europa, l'autonomia strategica dell'Unione e di avere istituzioni di governo forti, efficaci e socialmente legittimate. La rifondazione dell'Unione Europea proposta da Macron è senza dubbio ambiziosa. Aumentare la capacità geopolitica dell'Europa richiede l'organizzazione dell'autodifesa, della sovranità degli Stati membri dell'Unione, determinando un insieme di interessi che sono sentiti come propri e condivisi dalla elite dominante dei diversi Stati e dalle loro popolazioni. E questo va oltre lo sviluppo di solidi meccanismi di difesa militare. Si tratta inoltre di individuare strategie per difendere gli interessi economici, tecnologici e culturali dell'Unione. Legato all'obiettivo precedente, Macron solleva la necessità di un'autonomia strategica dell'Unione, avere una voce e una performance diversa al di fuori delle potenze anglosassoni, Russia, Cina, India e dei rispettivi paesi satellite o legati a queste potenze. E significa anche che le istituzioni governative dell'Unione diventano una sorta di governo federale e cessano di essere viste dai cittadini come una elite tecnocratica, antidemocratica, inefficace e profondamente ostile. Nel 2017 le proposte di Macron sono state fermate da Angela Merkel, che non è mai stata favorevole a discutere in modo approfondito le iniziative del presidente Macron. Tuttavia, la crisi del Covid-19 ha cambiato questi parametri e nel maggio 2020 Merkel e Macron presentarono congiuntamente un piano d'azione per promuovere un dibattito approfondito sulla riforma dell'Unione. L'idea di Macron di spingere per una conferenza sulle riforme dell'Unione è stata incorporata nel programma d'azione della Commissione del Parlamento europeo. La conferenza si è aperta a Strasburgo nel maggio 2021 con pochi mesi di ritardo rispetto al previsto a causa della pandemia e nel dicembre 2021 ha ricevuto una spinta decisiva con la formazione del governo de Kohl in Germania. È l'intenzione dei leader dell'asse franco-tedesco di spingere la conferenza per, sulla base delle sue conclusioni, generare un processo costituente nell'Unione Europea che porta allo Stato federale dell'Unione Europea. La guerra in Ucraina e una possibile vittoria di Macron alle elezioni presidenziali dell'aprile 2022 sarebbero intese secondo le coordinate di questo progetto come un punto di svolta che contribuirebbe a far avanzare il progetto di Macron e Kohl. Non possiamo dimenticare a questo proposito che l'accordo di governo tra socialdemocratici, verdi e liberali in Germania afferma letteralmente in uno dei suoi impegni che il governo tedesco approfitterà della conferenza sul futuro dell'Europa per promuovere le riforme necessarie nei trattati dell'Unione, poiché la conferenza dovrebbe portare a una convenzione costituente. Cercherà quindi di esportare l'Unione verso uno Stato federale europeo, organizzato in modo decentrato secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità e sulla base della Carta europea dei diritti fondamentali. Mai un governo tedesco è stato così esplicito su una possibile struttura istituzionale federale in Europa e nell'affermare la sovranità europea.
Il lavoro della conferenza sul futuro dell'Europa negli ultimi mesi è stato quello di generare un dibattito aperto per i cittadini e alcune organizzazioni non governative per generare idee e riflessioni sul futuro istituzionale dell'Unione. È chiaro che l'Unione Europea si trova ancora una volta di fronte a una crisi di sviluppo istituzionale, un'altra del multiplo su cui è stata costruita nel corso della sua storia, non senza fallimenti. Ma forse la crisi attuale ha caratteristiche particolarmente difficili, tanto che ci sono voci che speculano sulla dissoluzione dell'Unione e sul rischio di diventare un soggetto politico ed economico internazionale irrilevante. Thomas Jefferson, il leader dell'indipendenza americana e terzo presidente degli Stati Uniti, sosteneva che fare una legge è più facile che farla rispettare. E ha aggiunto ancora: più facile che scrivere una legge è quello di tenere un discorso pubblico. Non sono uno specialista della difesa, ma ho l'impressione che aumentare la capacità geopolitica dell'Europa significhi andare oltre la NATO o ridefinirla in senso europeo, e significhi anche che la tecnologia europea, il commercio e l'industria dell'Unione dovranno competere a fondo con la Cina e gli Stati Uniti. Due potenze che hanno molto vantaggio in termini di capacità produttiva, di sviluppo militare e tecnologico, e questo è in un momento che l'asse economico e militare del mondo si è spostato dall'Atlantico al Pacifico. Allo stesso modo, le principali risorse del mondo europeo sono la forza della sua storia e delle sue conoscenze accumulate, ma non abbiamo risorse energetiche vitali, né risorse estrattive da utilizzare per industrie tecnologiche avanzate. E i nostri possibili fornitori sono gli Stati Uniti e soprattutto il binomio Russia-Cina. E senza risorse materiali e mercati strategici per consumare ciò che produciamo, l'autonomia strategica dell'Unione dipende essenzialmente dalla conoscenza e dal rapido progresso nella terza e quarta rivoluzione industriale e tecnologica. Insisterò su questo punto quando mi riferirò al progetto europeo di intelligenza artificiale e la sua dimensione linguistica. L'ultimo degli assi dell'azione politica per riformare l'Unione, promosso da Macron e Scholz, è quello di avere istituzioni di governo forti, efficaci e socialmente legittimate. È qui che vorrei fermarmi un po' di più. La Federazione degli Stati Uniti, dopo la sua indipendenza, contava sulla mobilitazione e sull'entusiasmo politico della popolazione della nuova Repubblica Americana. I dibattiti sul futuro dell'Europa, spinti da Macron, hanno lo svantaggio di essere un dibattito d'elite e a volte sono limitati a una discussione tra governi statali e poco altro. I cittadini europei, il popolo degli Stati e persino gli stessi rappresentati dalla popolazione e dalla società civile di ciascun paese sono ai margini di ciò di cui si sta discutendo. La dissociazione tra le elite e la cittadinanza è abissale e questo è un pericolo per qualsiasi progetto politico democratico. La mancanza di legittimità dell'istituzione dell'Unione è ben nota, nonostante i tentativi di rafforzare il Parlamento europeo. La difficoltà nell'affrontare la deriva tecnocratica e autoritaria dell'Unione sono immense. L'incapacità dell'Unione di fermare la conversione degli Stati dell'Unione in regimi politici liberali e di prevenire la persecuzione delle minoranze nazionali negli Stati membri sta profondamente indebolendo le istituzioni centrali dell'Unione. L'Unione è un club di Stati. Inoltre è un club delle elite statali che governano e delle burocrazie di Bruxelles. Il tallone d'Achille delle idee di federalizzazione dell'Unione è l'assenza di un popolo europeo minimamente coeso, di un demos, di un'opinione pubblica europea minima. La cittadinanza europea non è altro che la somma delle cittadinanze degli Stati. E potremmo dire che di fatto la cittadinanza europea è soprattutto
una somma dei gruppi dominanti culturalmente e socialmente negli Stati. E così il numero di gruppi esclusi finisce per diventare troppo importante nell'Unione per creare una cittadinanza condivisa. Data la circostanza, inoltre, che gruppi e minoranze che hanno visto o vedono in Europa un modo per ampliare i margini democratici dei loro Stati e per garantire i loro diritti si sentono esclusi dal club di Stati che è l'Unione. Il rifiuto da parte del Parlamento europeo di milioni di firme ottenute dai promotori del Minority Safe Pack lo scorso anno mostra alcune delle carenze più gravi del progetto europeo e degli attuali dibattiti sobre la sua riforma, che approfondiscono il disprezzo dei cittadini e delle minoranze europee. Ma tenendo presente che la costruzione dell'Europa si realizza su una profonda identità e diversità linguistica, il problema è ancora più grande. Vorrei ricordare la riflessione di Machiavelli sul primo decennio di Tito Livio, che pensò tutti i governanti dovrebbero tenere a mente. Machiavelli spiega che la stabilità, la durata e la forza della Repubblica Romana avevano fatto il suo debutto nella capacità della Repubblica, in primo luogo, di far emergere conflitti e differenze nel dibattito pubblico e in secondo luogo di sapere raggiungere accordi e equilibri che integrassero tutti i settori sociali della Repubblica. Il genio di Machiavelli è capire che il conflitto, il dissenso è la forza trainante del cambiamento nella società e che l'essenza della politica virtuosa è gestire il conflitto attraverso leggi assunte da una stragrande maggioranza della comunità politica. Questo dovrebbe essere l'inizio di qualsiasi progetto europeo. La Repubblica, i regimi liberal-democratici, l'Unione Europea devono saper integrare il maggior numero possibile di cittadini e rispettare la pluralità in base alla classe, al genere, al colore della pelle, alla cultura o alla lingua. In Spagna, infatti, la tradizione europeista è intrinsecamente legata all'opposizione democratica al franchismo e finora i settori sociali più europeisti sono i settori sociali legati ai movimenti che difendono i diritti linguistici delle lingue minoritarie. E movimenti che chiedono un equo rispetto democratico per le minoranze culturali, linguistici e nazionali che costituiscono circa il 20% della popolazione spagnola. Al contrario, in Spagna la persecuzione delle minoranze linguistici proviene dalla destra più reazionaria, radicale e ammiratrice del percorso verso la non libertà della Russia di Putin o dell'Ungheria di Orban. L'Europa, quell'Europa esemplare, più o meno idealizzata, è stata e continua ad essere il nostro modello di buona vita. Se immaginiamo la società che vogliamo in termini di progresso, autorealizzazione, coesione e benessere, il nostro futuro appare inseparabile dal futuro dell'Unione Europea e qualsiasi alternativa è molto peggiore. La questione non è tanto più Europa, ma quale Europa vogliamo e quali norme e politiche pubbliche vogliamo che l'Unione Europea promuova, che siano vantaggiose per noi e che espandano i nostri diritti economici, sociali, come consumatori, o a cui ora farò riferimento in modo più dettagliato, i diritti linguistici delle minoranze europee. Ma come ho detto, la realtà non è così. L'Unione è per molti aspetti un progetto più aristocratico che repubblicano, un progetto dall'alto, dalla elite, e con una integrazione insufficiente e debole, radicalmente utilitaristica, nel senso peggiore del termine, di cittadinanza e senza mai tener conto delle minoranze linguistiche. Non si costruisce la comunità politica e la cittadinanza escludendo o trattando alcuni gruppi meglio di altri. Appartengo alla minoranza di 40 milioni di europei che hanno come propria una lingua non ufficiale della Unione Europea. La mia lingua, in cui svolgo parte del mio lavoro e della mia vita quotidiana, è il catalano, una lingua che nella comunità autonoma valenziana
di cui faccio parte chiamiamo solitamente valenciana. Il catalano è la prima lingua di circa 6 o 7 milioni di persone in Spagna. È una lingua parlata fluentemente da circa 13 milioni di persone. Ma non siamo la lingua ufficiale dell'Unione, anche se si parla molto di più di una buona parte delle lingue ufficiali a Bruxelles. Il catalano o valenciano è una lingua regionale ufficiale in Catalogna, nelle Isole Baleari e nella Comunità Valenciana, ma non è lingua ufficiale del Regno di Spagna e quindi non è lingua ufficiale dell'Unione Europea. Il Club degli Stati funziona così. La realtà linguistica dell'Unione Europea è definita dalla diversità, una realtà che costituisce un enorme patrimonio culturale e identitario e che soprattutto è un elemento sostanziale della realtà europea. Sebbene al momento l'Unione non abbia una politica di multilinguismo sufficientemente egualitaria e rispettosa delle lingue minoritarie. Nell'Unione Europea, secondo i dati della Commissione Europea, si parlano circa 85 lingue. Le 5 lingue più parlate, sommandole la trasmissione della famiglia e della scuola primaria, dopo che il Regno Unito ha lasciato l'Unione, sono il tedesco, l'italiano, il francese, lo spagnolo e polacco. I parlanti di queste lingue costituiscono circa il 70% di 446 milioni di persone che compongono la popolazione dell'Unione. Tuttavia, queste cifre includono i cittadini che hanno come propria di famiglia o prima lingua una lingua europea che non è quella ufficiale dello Stato. È importante capire che nonostante il fatto che l'Unione Europea proclami formalmente che la sua politica linguistica si basa sul riconoscimento e sulla promozione della diversità linguistica e del multilinguismo europeo, ma il suo riconoscimento della diversità linguistica è determinato dalle lingue che i diversi Stati considerano che dovrebbero essere ufficiali nell'Unione e finisce qui. È vero che dice promuovere la conoscenza di altre lingue europee, ma infatti si tratta di andare avanti con il miglioramento delle competenze linguistiche in inglese, tedesco e francese e a notevole distanza in alta lingua. L'Unione distingue infatti 3 categorie di riconoscimento quando fa riferimento alle 80 lingue, alle 85 lingue viventi dell'Unione. La prima categoria è quella delle lingue di lavoro delle istituzioni europee che, come è noto, sono l'inglese, il francese e il tedesco. Tutti i documenti dell'Unione sono in queste lingue e sono le lingue in cui lavora l'amministrazione dell'Unione. La seconda categoria di riconoscimento sono le lingue ufficiali dell'Unione. Queste sono le lingue che gli Stati membri hanno chiesto di essere ufficiali nell'Unione e che di solito corrispondono alle lingue ufficiali delle istituzioni centrali degli Stati. E la terza categoria nella politica multilingue dell'Unione Europea e sono le altre circa 60 lingue europee per le quali l'Unione non ha alcun tipo di riconoscimento e politica specifica, oltre a quella che può avere negli Stati membri. In questo senso, nonostante l'Unione Europea non abbia sviluppato una politica di sostegno e tutela delle lingue minoritarie più vantaggiosa, quella praticata dagli Stati membri. Va segnalato che nel 2007 il primo commissario europeo incaricato della promozione del multilinguismo, che ha posto come strategia la promozione del multilinguismo e della conoscenza tra i cittadini europei di altre lingue. Questo fatto ha sollevato alcune aspettative positive nei difensori delle lingue minoritarie, ma come abbiamo detto, il primo obiettivo è servito a rafforzare la posizione delle lingue di lavoro dell'Unione, l'inglese, tedesco e francese, niente di più. A questo punto la Unione dovrebbe considerare, indipendentemente dagli Stati, lo status ufficiale di quelle lingue minoritarie con più parlanti. Fino adesso la gestione della diversità linguistica dell'Unione Europea è stata fatta sul principio non scritto della gerarchia linguistica e questo principio dice che alcune lingue, per essere più parlate ed avere più potere, sono lingue politicamente e socialmente più importanti e utili. Questo significa quindi che i diritti linguistici di tanta gente non sono rispettati
Infine, vorrei collegare l'idea delle difficoltà che l'Unione deve affrontare per assumere la sua diversità linguistica e l'iniziativa europea dell'intelligenza artificiale. Voglio collocare l'Unione nello spazio della quarta rivoluzione tecnologica e industriale, dove d'altra parte si gioca gran parte del futuro delle nostre lingue. La mia intenzione è dimostrare che l'Europa fa dichiarazioni eccellenti, piene di valore, ma ha difficoltà a sviluppare politiche efficaci nell'intelligenza artificiale, a sostegno della diversità linguistica e quindi nell'autonomia strategica e geostrategica nel mondo e nella legittimità cittadina delle sue istituzioni. Se il progetto europeo di intelligenza artificiale avesse risorse e tagliasse la distanza con Cina e Stati Uniti, nel mondo dove ci sarebbero tre modelli di competenza, tre progetti di egemonia e tre modelli geopolitici. Da un lato ci sono varianti autoritarie, il modello cinese o stato di sorveglianza digitale, avrebbe come obiettivo centrale l'indagine e l'implementazione dell'intelligenza artificiale per rafforzare gli strumenti di potere dello Stato, con il supporto di un piccolo numero di fornitori. È decisiva la volontà del potere politico che cerca di concentrare tutti i dati digitali al fine di stabilire un sistema di controllo politico. La logica ultima che domina questa variante è la sfiducia della popolazione e una volontà uniformistica della società. Oltre al modello cinese, la variante autoritarie, simili a quelle cinese, sarebbero dominanti in sistemi non democratici come la Russia e hanno favorito modelli uniformi e ridotto la diversità culturale e linguistica. Le varianti democratici liberali sono chiaramente dominanti nel mondo occidentale e nei paesi democratici in cui vive il 49% della popolazione mondiale. Il dibattito si centra sulla misura in cui è possibile un sviluppo umanista e rispettoso con l'autonomia umana e diritti e libertà democratici e anche se l'attuale sviluppo tecnologico dell'intelligenza artificiale sosterrebbe le lingue minoritarie attraverso l'uso qualitativo dei dati, sistemi di autoapprendimento delle macchine e traduzione automatiche. I tre modelli o varianti liberali democratici potrebbero essere differenziati anche nel rispetto alle minoranze. Il modello predominante sarebbe quello degli Stati Uniti, il capitalismo della sorveglianza. Il sistema sarebbe dominato da un piccolo numero di fornitori di servizi digitali e dall'intelligenza artificiale, che controllerebbero il mercato e utilizzerebbero i dati degli utenti per usi pubblicitari commerciali. Una realtà che non escluderebbe l'interferenza dei servizi di intelligenza dello Stato nell'analisi dei dati di massa. È una realtà che in pratica rafforza l'uso espansivo dell'inglese e l'esclusione della stragrande maggioranza delle lingue del mondo, ufficiali o no. Ciò sarebbe un modello con elementi di variante autoritarie. Il secondo dei modelli liberali sarebbe rappresentato dall'Unione. L'Unione spingerebbe per una regolamentazione dell'intelligenza artificiale incentrata sulle persone e di natura umanista, un sistema che potrebbe rispettare la diversità linguistica. Ma è un modello senza risorse economiche e di ricerca sufficientemente sviluppate e un potere inferiore al modello cinese o americano, con migliori intenzioni enormi, ma con molte difficoltà operative da consolidare. Una ultima variante dei modelli democratici liberali sarebbe rappresentata da democrazie come il Regno Unito, l'Australia e il Giappone, che cercano anche di preservare i diritti e la libertà dei cittadini di fronte al potere delle piattaforme degli Stati Uniti e della Cina, ma non hanno la capacità di fare pressione e negoziare l'Unione e finiscono per oscillare tra il modello degli Stati Uniti e quello nell'Unione Europea. La tecnologia dell'intelligenza artificiale
si pongono attualmente di fronte a un dilemma: seguire l'inerzia degli ultimi decenni e rafforzare il dominio digitale dell'inglese e ridurre gli usi linguistici pubblici e ufficiali a poche lingue, o al contrario, mettere la tecnologia al servizio delle persone e consentire la protezione e la valorizzazione della diversità linguistica europea. Per una società veramente plurale, dove tutte le persone possano vivere, lavorare e relazionarsi senza dover abbandonare la propria lingua. Se l'Europa ha l'ambizione di essere una potenza, di avere un proprio progetto geopolitico e vuole farlo con tecnologie umanistiche, deve anche incorporare la sua diversità linguistica e sostenere le minoranze. Non può perdere questa opportunità, non può escludere il suo popolo. Moltes gracias. Moltes gracias Vicenca. Do subito la parola ad Aurelia Argemì. Chiedo di accendere la telecamera ad Aurelia Argemì perché ha anche un impegno alla giunta esecutiva del Siemen e quindi lo facciamo parlare subito. Ad Aureli la parola per la sfida linguistica e la sovranità dell'Ucraina, quindi un tema di attualità notevole. Aureli? Buonasera. Devi accendere la telecamera. È già accesa, no? Non ti vediamo, vediamo. Adesso? Adesso no. Adesso? Adesso sì, adesso sì, benissimo, benissimo. Vai Aureli. Vabbè, allora buonasera a tutti e grazie per i saluti che mi avete fatto e saluto a tutti, non dico i nomi per non dimenticare nessuno, ma mi sembra che conosco a tutti e mi sento amico di tutti quelli che mi hanno preceduto. Grazie. Come hai detto, Guillermo, il tema dell'Ucraina è un tema di massima attualità, ma forse si è parlato poco della questione linguistica, che è uno dei temi, io direi, basilari per capire cosa sta succedendo in quella parte d'Europa. Nel 1991 l'Ucraina si è dichiarata indipendente dopo aver formato parte come Repubblica dell'URSS durante 38 anni di presenza del russo costante e che ha tentato di far dimenticare la lingua del paese che era l'ucraino. Una delle prime decisioni che hanno preso quelli che hanno vinto l'indipendenza è stata di recuperare la lingua propria dell'Ucraina, che è l'ucraino, per dargli la categoria di lingua ufficiale distinta di tutta la comunità che forma parte di questa nazione. Ma la realtà linguistica del paese non era così semplice. In Ucraina si parlano più di 10 lingue, una con una presenza importante numericamente, cioè il 30% dell'insieme, e con un prestigio che non ha l'ucraino. Infatti il russo era la lingua degli intellettuali, dell'insegnamento, dei mass media, con una letteratura di alto livello, mentre l'ucraino era piuttosto una lingua detta popolare della maggioranza dei contadini. Una distinzione non giusta del tutto, ma molto diffusa. Per difendere l'ucrainiano come la lingua propria dell'Ucraina, la storia dava uno dei principali argomenti. L'ucraino si è formato attorno a Rus, cioè alla contea di Kiev, l'attuale capitale dell'Ucraina, nei secoli IX e XI.
e la confluenza di diverse lingue del nord e ovest di Europa e anche di diversi gruppi slavi che erano già presenti in quelle terre. Col tempo questa lingua si è diffusa verso l'est ed è diventata una fonte della lingua russa. È rimasta una parte del territorio, ma la maggior parte è andata oltre fino a diventare la lingua del vicino grande con la capitale Mosca. Mosca parla il russo proveniente del Rus di Kiev, benché sia già tutta un'altra lingua. Come trattare la lingua in una situazione come questa, la lingua del paese, dove c'è la presenza di un'altra lingua molto più importante mondialmente? La risposta da parte dei parlanti russo è che anche loro sono ucrainiani, cioè anche se loro non parlano o parlano soltanto ogni tanto l'ucraino, loro sono ucraini come gli ucraini che parlano sempre questa lingua. Almeno coloro che non si chiamano prorussi si affermano ucrainiani come quelli che hanno l'ucrainiano come lingua. E questo significa che il 78% dei russofoni in Ucraina si dichiarano anche ucrainesi. Il 39% di fatto parlano normalmente il russo. Gli altri che parlano il russo e non sempre, ma 39 è sempre che parlano il russo. E comunque soltanto il 43% della popolazione parla ucraino. Cioè tutte e due le lingue sono praticamente, io non direi minoritarie, ma non sono maggioritarie nel paese. Ricordo che il russo durante secoli ha avuto l'appoggio del governo di Mosca. Sino al 1990, cioè un anno prima dell'indipendenza, Mosca ha fatto una legge contro l'ucraino e a favore del russo. Una legge del 2012, cioè con l'Ucraina già indipendente, stabilisce che nelle zone dove il 10% si parla una lingua diversa, questa lingua diventa coufficiale, seguendo la direttiva della Carta delle lingue minoritarie e regionali del Consiglio d'Europa, che è stata ratificata dall'Ucraina nel 2006. Entrano in questa categoria l'ungherese e il rumeno. Le altre lingue non hanno questa presenza in tutte le città del 10%, soltanto in qualche caso concreto. Ma l'ungherese e il rumeno in diverse parti del paese hanno più del 10%. È curioso che quelli che parlano ungherese hanno una doppia nazionalità, quella dell'Ucraina, ma anche quella dell'Ungheria. Hanno un doppio passaporto. Perché esiste l'idea che dove c'è una persona che parla ungherese, il popolo ungherese arriva fino a quella parte del mondo. L'ungherese si parla per esempio molto in Romania, allora una parte di Romania è considerata parte dell'Ungheria, nel senso che il popolo ungherese è presente lì. Anche questo succede nella Ucraina. Naturalmente il russo entra anche in questa categoria, ma non in tutto il paese, perché il russo si parla soprattutto e oltre il 10%, arriva fino al 70%, nella parte dell'est del Donbass e in Crimea. Curiosamente, questo è importante ricordarlo, la Crimea era una terra che non era ucraina dal punto di vista linguistico, perché era abitata da tatari, da secoli era abitata da tatari, ma
Stalin li ha castigati perché secondo lui sono dichiarati alleati ai nazisti e sono stati tutti esiliati e persi nella Siberia. Cioè la Crimea è stata quasi svuotata di tatari e pian piano ripopolata da russi, direttamente di immigrati. Sempre c'era l'idea che la Crimea è il posto più bello di tutte quelle terre perché c'è il sole, il mare nero e tutto questo. Ci sono le grandi ville dei ricchi russi. Perfino Putin ha una villa in Crimea. Allora, in questa parte si è fatto una specie di referendum completamente guidato da Mosca e ha vinto il referendum e da molto e subito è diventata parte dell'Unione Federazione della Russia. Ma in questo momento la parte che tocca l'est dell'Ucraina, dove la grande maggioranza parla russo, perché è stata molta immigrazione, una parte diciamo di sviluppo industriale, eccetera, c'è una grande immigrazione che ha un contatto diretto con la Russia, parlano russo. I russi hanno detto che rispetteranno la loro indipendenza senza che diventino perciò parte della Russia. È una specie, diciamo, di ipocrisia, perché in fondo è quello che cerca la Russia, è di prendere questa parte del territorio per volontà degli abitanti. Vuol copiare quello che ha fatto in Georgia, ha fatto lo stesso. Una parte si dichiarava non georgiana perché parlava russo e questa parte ha formato due repubbliche all'interno della Georgia, senza che la Georgia dasse nessun consenso. Questo sarebbe una delle idee che forse ha Putin, cioè di avere questa presenza indiretta dominando questa parte dell'est. Infatti lì ci sono fatte due repubbliche che sono state ammesse unicamente dalla Federazione Russa, cioè un'indipendenza che è soltanto un modo di dire noi siamo con voi. Nel 2019 il presidente dell'Ucraina, Yanukovych, annuncia una nuova legge per evitare che il russo nell'est soprattutto diventi la lingua predominante giuridicamente. La legge non è approvata dal Tribunale Costituzionale per difetto di forma e modo di presentarla. Yanukovych perse l'elezione. L'attuale presidente, Zelensky, ha in mano questo progetto di legge, che però con la guerra sopra non l'ha sviluppato. Intanto i prorussi dell'est si rivelano, vogliono diventare repubbliche e, come vi ho detto prima, fanno una specie di referendum e lo vincono, e lì si fanno le repubbliche del Novsky e dell'Uman. In questo contesto il capo dello Stato della Federazione Russa, Putin, dichiara la guerra. Dichiara la guerra a Ucraina e in un certo momento, già all'inizio, dice: perché dichiaro la guerra? Perché l'Ucraina come tale non esiste, è una parte della Russia. Ma questo è un argomento per lui debole, e l'argomento più forte, benché non si sa se è il più forte, ma per lui almeno lo presenta come il più forte, è fare la guerra per la sicurezza, per mantenere la sicurezza della Russia. Perché nella Costituzione attuale dell'Ucraina si dice che vuole diventare membro della NATO, dell'OTAN. E perciò per la sicurezza Putin dice: io non voglio avere la NATO così vicina, perciò fa la guerra per evitare la presenza della NATO. Ma in fondo, è quello che dice in altre dichiarazioni, quello che vuol fare è ristabilire l'impero russo. Cioè non soltanto si interessa per l'Ucraina,
ma anche per tutte quelle repubbliche che sono diventate, dopo la caduta dell'URSS, repubbliche indipendenti. Allora le repubbliche baltiche, la Polonia è un po' a parte, ma entra dentro la sua mentalità di recuperare tutti questi paesi che formavano parte, diciamo, dell'insieme dell'URSS o erano i satelliti dell'URSS. Putin aspetta che i russofoni, su quelli che parlano russo, diventino dentro dell'Ucraina i loro alleati. Ma in questo punto ha sbagliato. Per la grande maggioranza dei russofoni dell'Ucraina si sono dichiarati contro la Russia. Non vogliono diventare membri della Federazione Russa, loro dicono che sono russi in Ucraina. E perciò Putin ha trovato alleati, perché ci sono anche prorussi, ma non tutti quelli che lui aspettava. Per il momento la guerra, colpisce di più l'Est, dove la resistenza la sta frenando. Cioè lì c'è il grande pericolo che diventi staccata definitivamente l'Ucraina e la resistenza si fa più forte. Qualcuno dice: come mai si fa una resistenza se questi hanno dichiarato l'indipendenza? E visto di un modo obiettivo, l'indipendenza la dichiarano come contestazione al governo centrale, non per diventare russi, benché attualmente sono tanti che, vedendo la resistenza degli ucraini, vogliono diventare russi. Putin segue una linea molto chiara per lui, e non soltanto recuperare la grande Russia, ma anche essere più presente nell'insieme dell'Europa. Secondo il suo sogno, l'Europa forma parte di un grande insieme che ha il centro, si trova a Mosca, e in qualche modo bisognerebbe recuperare. Lui sa che politicamente questo è impossibile e allora lui va per la forza delle armi. Cioè noi tutti siamo un po' dentro degli interessi di Putin di diventare i suoi alleati. Per il momento evidentemente non lo ottiene, ma lui ha questo scopo, che tutta l'Europa diventi alleata e una grande potenza che sia diciamo, la parte importante del mondo con gli Stati Uniti e la Cina. Perché in questo momento la Russia non è quella potenza, e si vede con la guerra, la potenza che può fare la guerra agli Stati Uniti. Con l'Europa sì. Perciò, secondo lui, è molto importante avere l'alleanza di tutti. Incomincia per l'Ucraina e vedremo come andrà più avanti se non ha un colpo di Stato interno. Si ricorda che il 1991, nella dichiarazione dell'indipendenza, più dell'80% in tutto il paese ha votato per la sovranità, con tutte le conseguenze anche a livello linguistico. È quello che conta adesso nella politica quando si parla di trovare una formula di convivenza fra il russo e l'ucraino. Ci ha detto chiarissimamente che in Ucraina c'è una lingua di tutti, veicolare, la lingua della comunità, la lingua di identificazione che è l'ucraino. E bisogna trovare un modo per rispettare anche quelli che parlano il russo. Nelle zone dove sono maggioranza si farà una legge che sarà una legge di coufficialità ma regionale. Questa proposta, che ancora non è stata firmata, non è ancora accettata da tutti i russofoni. Molti vorrebbero che il russo fosse coufficiale in tutto il paese. Bisogna dunque risolvere attraverso una politica della rappresentanza del Parlamento una legge che dia a ogni lingua l'importanza che ha obiettivamente. Il russo è
la lingua dominante, la lingua più sviluppata, ma non è la lingua propriamente della Ucraina. Il russo deve essere rispettato, ma quello che bisogna promuovere, che bisogna sviluppare, è la lingua che fino adesso era praticamente la lingua minoritaria. Cioè, paradossalmente, quello che si poteva pensare che la lingua maggioritaria è la lingua russa, in fondo la lingua maggioritaria è quella lingua minoritaria che sta recuperando il paese. È un caso interessante poter seguirlo, perché è un caso che a me mi ricorda abbastanza quello che è successo in qualche paese dell'Europa. Per esempio, vi ricordate che in Cechia la lingua intellettuale era tedesco, quindi che la lotta popolare ha recuperato la lingua del paese, che era il ceco. E credo che adesso in Ucraina si sta cercando di recuperare l'ucraino veramente come la lingua di tutti, da veicolare, la lingua che deve unire a tutti e rispettando le altre lingue che si parlano, che sono frutto di una storia di presenza dell'impero austro-ungarico, dell'impero anche ottomano, eccetera, sono diciamo reliquie del passato. Questo, mentre esistono, bisogna rispettarle, ma quello che è importante in questo momento è recuperare pienamente l'ucraino. Grazie. Infinite Aureli, so che devi scappare, quindi... Sì, grazie. Ho fatto un riassunto, era più lungo, ma non sapevo, ma avevo un'altra riunione della giunta della mia organizzazione. Grazie. Allora, grazie infinite ad Aureli, che comunque è sempre con noi e verrà invitato anche a un'altra conferenza tra poco, vedrete. Saluto Aureli e do la parola nel frattempo a Cobriosto, che è parlamentare europeo e praticamente ci rappresenta il Parlamento europeo. Ha fatto un intervento, mi pare, mercoledì o martedì, bellissimo, si trova anche online e che cercheremo di diffondere. Ha fatto un intervento molto bello. Sentite? Parola a Marta. No, non stancato. Che anche un amico mi scappa di dire. Grazie Guglielmo, ringrazio ovviamente il professor Cevolin e tutto il gruppo di storia per essere così generoso nell'invitarmi sempre a questi appuntamenti, ma davvero quando posso, quando ci riesco lo faccio con piacere, perché oltre all'amicizia evidentemente che ci lega, c'è anche un grande interesse rispetto alle importanti attività che state portando avanti di grandissimo rilievo e che danno lustro anche alla nostra regione. Il mio ringraziamento è dovuto in quanto quest'oggi si tratta un tema estremamente importante rispetto al quale io stesso ho una grande sensibilità, che è il tema delle minoranze linguistiche. Guardate, quest'oggi quando sono arrivato a Udine, la cosa più bella che ho visto sono tutti questi manifesti che arredano il centro cittadino e che ricordano la festa della patria del Friuli, che sta un po' a significare anche il nostro senso di identità, di ricerca e riscoperta di quelle che sono le nostre radici, ma soprattutto quelle che dovranno essere anche i nostri punti di riferimento per il futuro. Ho sentito le due relazioni, vi chiedo scusa, sono arrivato un po' tardi perché sono arrivato stamattina da Strasburgo, dove appunto si è chiusa la sessione del Parlamento europeo, e poi oggi ero a Trieste, insomma avevo alcuni appuntamenti, quindi mi scuso di questo ritardo, però sono riuscito ad ascoltare due degli interventi molto qualificati, molto importanti che sono stati fatti, e ritengo che tutte le cose che sono state dette siano ampiamente condivisibili anche da chi come me oggi siede sui banchi parlamentari a Bruxelles. Devo fare qualche considerazione rispetto al tema delle minoranze linguistiche, perché se è vero che 1 milione di cittadini attraverso il Minority Safe Pack hanno richiesto che ci sia un interessamento della Commissione europea e poi del Parlamento europeo per cercare di dare
spazi maggiori alla tutela delle lingue minoritarie, ma in generale delle minoranze. È vero anche che purtroppo la Commissione europea in questo momento, per tutta una serie di motivi che poi non sono stati declinati perfettamente nei comunicati, ma soprattutto di carattere tecnico, ha accantonato questa proposta. Guardate, oggi il Parlamento europeo si parlano in modo ufficiale, perché sono sancite dai trattati, le 27 lingue degli stati membri, compreso l'inglese, anche se non c'è più la Gran Bretagna, e tutti i documenti che vengono trattati all'interno del Parlamento europeo sono tradotti in tutte le lingue. Esiste un aspetto, dicevo, tecnico, perché noi, e dopo vengo ad un altro bellissimo argomento, ma non ci servono tantissime cose da dire, ma non vorrei davvero rubare tempo ai relatori. Direi che c'è un aspetto tecnico che, se è vero che parlando l'inglese ci capiamo tutti, poi è vero che chi deve decidere sulle norme e sulle leggi deve entrare negli aspetti tecnici e quindi deve utilizzare anche linguaggi tecnici. E proprio per questo il Parlamento ha previsto non solo la traduzione delle 27 lingue attraverso i documenti, ma anche oggi il riconoscimento, così come è stato chiesto, di tutte le lingue minoritarie comporterebbe evidentemente anche la necessità poi di permettere a tutti coloro che volessero, ad esempio come me, esprimersi in friulano al Parlamento europeo, lo potessero fare. E qui subentra il problema. Il tecnicismo è talmente complesso che servirebbero 60, 70, 80 interpreti e un lavoro immane. Allora sicuramente questo non è quello a cui dobbiamo tendere. Noi sicuramente dobbiamo tendere ad una maggiore tutela a livello europeo delle lingue minoritarie, delle minoranze e delle lingue minoritarie. Dobbiamo tendere a far sì che vi sia la possibilità di utilizzarle in forma anche ufficiale. È chiaro che dobbiamo chiederlo fino al limite del punto in cui questo è possibile in termini tecnici di costi, di opportunità. Perché questo è, guardate, il vulnus dell'aspetto. E questo è un aspetto quindi tecnico, per cui oggi, che non è stato riferito dalla relatrice, che ovviamente ha gestito l'aspetto più politico della richiesta che è stata fatta con oltre 1 milione di firme che sono state raccolte, ma poi c'è l'aspetto tecnico che deve essere evidentemente valutato e analizzato. E poi c'è un altro aspetto sul quale vi voglio brevemente intrattenere, che è quello del potere che ha il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non ha potere legislativo. Il potere legislativo è della Commissione europea, poi viene ratificato dal Consiglio o dal trilogo, quindi Consiglio, Commissione europea e Parlamento, però sostanzialmente il Parlamento europeo, per quanto sia ben intenzionato a proporre norme e iniziative, non ha potere di fatto legislativo. Non è come il Parlamento italiano, dove i parlamentari possono riunirsi e proporre una legge. No, il Parlamento europeo esamina tutte le proposte di legge, di regolamenti e di iniziative che vengono fatte dalla Commissione europea, e l'unico potere che ha è quello di dare un parere, che poi in alcuni casi non è neanche vincolante, oppure di proporre risoluzioni per la Commissione europea affinché la Commissione europea poi prenda provvedimenti o intraprenda percorsi di provvedimenti legislativi che non sono assolutamente brevi, sono molto lunghi. E qui è un vulnus anche questo, quello che un organo così importante che rappresenta tutti gli Stati e quindi tutti gli interessi economici, sociali, politici dei vari Stati, sia limitato nella funzione legislativa. Quindi uno dei processi che dovrà fare nel prossimo futuro l'Unione Europea, anche per arrivare poi a quell'obiettivo che evidentemente è richiesto, di una maggiore coesione, è sicuramente quello di valutare anche un maggiore potere in seno all'organo parlamentare. L'ultima cosa, noi rivendichiamo fortemente la tutela non solo delle minoranze ma anche delle lingue europee, dettate da un concetto, che è un concetto scritto sui muri col sangue a Bruxelles e a Strasburgo. Lo slogan più comune dell'Unione Europea, anzi quello ufficiale, è uniti nelle diversità. Io vengo da Spilimbergo, guardate, che è la città del mosaico. Io sostengo che l'Unione Europea è un po' come un mosaico, no? Un mosaico è fatto di tante pietrine, tutte diverse, che poi messe tutte assieme compongono una bellissima opera. Ce ne abbiamo storici, quelli per esempio di Aquileia, ma insomma se venite a Spilimbergo, a Ravenna, ci sono opere meravigliose, no? Che sono realizzate tutte con piccole pietrine diverse. Ebbene, l'Unione Europea, il valore aggiunto dell'Unione Europea è proprio quello di essere composta da tanti stati che sono diversi
portano le loro diversità, portano le loro particolarità, le loro culture, le loro tradizioni, che devono essere salvaguardate per rendere questo mosaico poi effettivamente un'opera compiuta. Grazie e buon proseguimento. Grazie infinite. Adesso, come ho detto, i corsisti possono fare le domande in chat. Le giriamo i relatori. Ecco, e volevo salutare il professor Foresti, il direttore del nostro master, la Socit Friuli Venezia Giulia, ma volevo salutare tanti amici, e prima di tutto Rosalba Perini, poi il professor Flavio Pressacco, poi Deciani, il dottor Deciani, membro di una famiglia nobile friulana, Ermanno friulanista, Valcic della patria dal Friuli. Però vorrei chiamare, se viene, il professor Flavio Pressacco per portare dei saluti dell'associazione Don Gilberto Pressacco, perché sotto l'ala protettiva di Don Gilberto Pressacco possiamo fare anche queste cose, perché ha fatto tanto per il Friuli, e anche l'associazione però che porta avanti il pensiero di Don Gilberto Pressacco, l'associazione culturale Don Gilberto Pressacco, è un'associazione molto importante per il Friuli, e quindi avrei piacere al professor Flavio Pressacco di dire due parole. Come vedete non è richiesto solo da me. Grazie, buonasera. Mi trovate impreparato perché non pensavo di dover prendere la parola, ero venuto solo per curiosità intellettuale. Certo, saluto volentieri a nome dell'associazione, direi simbolicamente a nome di Pre Gilberto Pressacco, il parlamentare europeo sa benissimo che Spilimbergo è proprio di fronte a Sedegliano e a Turrida di Sedegliano, quindi si attraversa di Ladalaghe, di Cadalaghe, e parecchi della famiglia Pressacco, maschi e femmine, si sono sposati, soprattutto femmine con maschi di Ladalaghe, insomma. Quindi, cosa dire? E cosa direbbe Don Gilberto? Non posso ovviamente. Dico solo che per Don Gilberto la friulanità si declinava in non due lingue, ma in due linguaggi, che erano i linguaggi della teologia e della musica, della religione e della musica. Naturalmente declinati anche in friulano, a partire dal famosissimo Sciarazzuge Marazzuge e dall'indagine sulla storia, non solo sulla storia del patriarcato, eccetera, ma sulla storia del proto-cristianesimo friulano, e dunque dei tempi veramente della prima Aquileia, subito dopo l'Aquileia romana, III-IV secolo. Ecco, e credo che purtroppo ci ha lasciato molto precocemente. Noi non riusciamo ovviamente a essere pari al suo vigore, alla sua straordinaria forza intellettuale, cerchiamo però in qualche evento di ricordarlo, lo ricorderemo anche con la collaborazione della Filologica, perché sono esattamente 25 anni che è mancato, e quindi nella settimana delle culture furlane avremo anche delle esibizioni di tutti i cori che si ispirano ancora alla sua, che lui ha fondato, o che comunque si ispirano alla sua figura. Però ecco, sarebbe senz'altro stato attento, e se potesse essere stato qui avrebbe certamente saputo dire qualcosa che io non so assolutamente dire,
sul collegamento tra la musica, la religione e la cultura, quindi tanti dei valori fondanti di quella che vorremmo fosse appunto un'Unione Europea aperta a alle migliori esperienze culturali della nostra storia, della nostra tradizione, sperando che questo possa giovare, ahimè, sono tempi difficili, alla pace. Vedo tanti giovani e credo che sia un dovere di tramandare ai giovani un mondo non devastato, ma un mondo di pace. Grazie e buonasera. Grazie al professor Pressacco che ha fatto un intervento sapiente, come avete visto. E quindi rinviamo per i corsisti, perché questa iniziativa è stata fatta nell'ambito del Master in Intelligence, rinviamo ai corsisti, ripeto, la possibilità di tesi di laurea con la professoressa Tasa, che ha fatto una grande lezione di diritto costituzionale, collegando il tema della sovranità, del federalismo e dell'Unione Europea al ruolo, per esempio, della Germania, importantissimo. Qui abbiamo citato Macron, ma giustamente la professoressa Tasa ha citato il ruolo della Germania, e sarebbe da citare il ruolo del Tribunale Costituzionale tedesco in queste vicende. E poi un'altra possibilità per i tesisti, per i corsisti, i nostri corsisti del Master, che è già stato avviato per la prossima edizione del 2022-23, ci sarà la possibilità anche di fare la tesi, siccome il nostro Master in Intelligence è anche in Information and Communication Technology, ci sarà la possibilità di fare anche la tesi sull'intelligenza artificiale, lingue, oppure su altri temi che ci richiederanno di fare. La tesi nel Master è ovviamente la tesi fatta da laureati triennali e magistrali, che apportano anche il risultato del loro studio durante il Master e del lavoro che hanno già svolto, perché la gran parte già lavorano, e quindi sarà un contributo importante, anche perché poi noi pubblichiamo anche le migliori tesi del Master. E direi che questo Master in Intelligence Information Technology, che tocca la geopolitica, il diritto per un massimo 30% e poi per un 70% le nuove tecnologie, è primo in Italia e ha un notevole successo, e siamo contentissimi anche del gradimento che hanno i corsisti, e quindi lo comunichiamo anche alla nostra comunità locale, cittadina e anche regionale, perché abbiamo avuto molti contatti regionali, ma addirittura siamo stati collegati con la Catalogna, con la Comunità Autonoma di Valencia, e abbiamo declinato con Marco Dreosto questi temi anche nell'attualità del Parlamento europeo. Quindi questa logica, che è stata poi spiegata in 3 parole dal professor Flavio Pressacco, ci ritroviamo pienamente, direi tutti, anche perché questo porta poi a una prospettiva di pace della quale abbiamo sicuramente bisogno. Grazie e alla prossima iniziativa.